fa ho fatto una riunione con i miei ragazzi, con la mia squadra, con il mio staff, con tutti quelli che formiamo la Roma, per dire cosa pensavo, cosa sentivo. È stato, penso, una cosa bellissima. Ho fatto questo saluto ai calciatori in spagnolo perché volevo parlare con il cuore, per non ripetere tante cose. L'ho fatto in spagnolo, il mio amico Claudio ha fatto una bellissima traduzione come al solito, e quello è stato un gesto che mai olviderò, e rimane lì. La mia critica va per quanto riguarda tutto quello che dopo è uscito in prensa, non perché io legga la prensa, che fa tempo, la stampa, scusa, che fa tempo che non lo faccio, sino per quello che ho sentito a dire. Tutto quello che si è detto è una bugia, mi dispiace, è una bugia. Tutto quello che si è detto, che io avevo detto ai calciatori, quasi tutto è bugia, e dopo 2 giorni si è stato parlando di quelle bugie, ritornando. E io ho qua un foglio che Claudio mi ha dato, tutto quello che ho detto ai calciatori, eppure sta registrato quello che ho detto, perché senza saperlo io si è registrato. Come io mai parlo di quello che dico ai calciatori e mai lo mostro, non lo vado a mostrare, ma ce l'ho qua per tutti quelli che erano con me vicini. È tutto molto diverso di quello che è uscito in prensa e mi dà un po' di fastidio. Dovrebbe essere abituato, perché quello è successo purtroppo tante volte questa stagione, ma alla fine è fatto così, e lo faccio come critica non per me che io vado via, sino per quelli che vengono dietro di me, che sicuramente questo è un bel posto, ma è un posto che ha bisogno di un po' più di aiuto, e mi piacerebbe che una volta che dico questo il prossimo non debba soffrire quello che gli è successo. Niente di particolare, niente nuovo, lo so, ho arrivato a capire questo, ma ok. A continuazione, per me è stato un grandissimo piacere essere allenatore di questa squadra, un grandissimo piacere, mai mi sono pentito. Nel giorno più brutto, purtroppo ci sono stati tante, mai mi sono pentito di venire a questa società, di rappresentare a questa società come allenatore. Mia famiglia sta incantata e è molto felice di essere qua. Aspetta che pure ho dovuto convincere a loro di che dobbiamo andare via, perché erano convinti che ancora ce la farei, no? Sarei rimasto. Un'altra cosa che voglio dire, sempre ho avuto il rispetto di tutti i tifosi per la strada. Quando uno può vedere che cosa sente i tifosi, il suo disaliento, la sua amarezza, sempre ho avuto un rapporto con me, una relazione di rispetto e sempre di fedeltà. È una cosa che valoro tantissimo e ringrazio. E niente, me ne vado perché sono molto stanco. Ho dato il 100% questa stagione, pure quando mi sono mancate le forze ho pensato che era il momento di rimanere vicino ai miei calciatori. Adesso finisce la stagione, penso che non recupererò questa forza nell'estate, e se non posso recuperare la forza, come vado a convincere a un gruppo di quello che devo fare? Questa è la prima cosa e la cosa più importante. Come non ho la forza e penso che non la vado a recuperare, il prossimo anno non allenerò sicuro, non so se avrei avuto qualche offerta, quello non mi preoccupa, ma devo recuperarmi, devo pensare chiaramente in recuperare questa forza. Io sono una persona molto passionale, questa è stata un'avventura, voi vi avete chiamato progetto sempre, che è una parola che alla fine credo siamo tutti un po' stanchi, ma per me è stata un'avventura bellissima, un'avventura difficile. Ho spento tutta la mia energia, grazie. Ho speso tutta la mia energia cercando di arrivare a un bel porto. Se parliamo di risultati, certo è che il mio lavoro si deve giudicare dai risultati, perché è così come è normale, come si giudica il lavoro di un allenatore. Ma è
avventura, è l'inizio di un'avventura, quando mancavano 3-4 partite ancora stavamo lì lottando per il terzo posto, certo che alla fine non siamo riusciti a farla, ma non penso che ci sia una stagione molto brutta, per me no. La squadra ha dei numeri, ha fatto dei cosi e penso soprattutto in delle cose che voi non potete vedere perché non siete negli allenamenti. Questa squadra ha migliorato per me tantissimo, non per quanto riguarda i risultati, perché non siamo stati una squadra regolare, ma i ragazzi si sono impegnati, per quello li ho difeso sempre e ho ringraziato tante volte alla squadra, lo faccio oggi, il mio ultimo giorno pubblico, li ringrazio perché si sono messi dentro di quello che io pensavo, ho cercato di convincerli perché è molto più bello essere convinto di quello che fai, penso che, non so se quasi sempre, però in un'alta percentuale sono riuscito a farlo e alla fine parlare di un'altra cosa sarebbe un errore. E cosa mi manca? Sicuramente ci sono tifosi che non capiscono quello che faccio, ma prima di tutto penso che sono giusto con me, sono onesto con me per primo e dopo con la società, con i calciatori, con i tifosi. Sempre ho detto dal primo giorno che mai mi afferrerò alla mia sedia così, no? Il giorno che io veda mi grapperò, il giorno che io veda che posso essere un po' disturbo per la mia squadra andrò via. Questo è successo purtroppo qualche partita, soprattutto dopo di quella di Firenze, e non voglio iniziare una stagione prima perché penso che non avrò la forza, ma iniziare una stagione e alla minima difficoltà essere io il colpevole, essere io un punto di rottura. Penso che questo tifo che si è comportato di un modo fedelissimo questo anno, la squadra ha bisogno del tifo, la società ha bisogno del tifo, tutti e tre per la giusta strada, e vi auguro a questa società tanti esiti, vi auguro un cammino difficile, un successo, vi auguro tanti successi per quanto riguarda il comportamento, per quanto riguarda essere una squadra davvero, e così la vedo, non ho nessun rimprovero a fare a nessuno, se ho fatto qualche sbaglio e qualcuno pensa che non mi sono comportato bene in qualche momento della stagione, chiedo scusa, perché qualche volta uno ha la sua personalità, ma penso che ho cercato di essere giusto con quello che penso, continuo a essere convinto che in Italia si può giocare a un bel calcio, ci sono delle squadre che l'hanno fatto, convinto di che il modo migliore per giocare a calcio, io penso che è all'attacco, per quello mi piacciono sempre gli allenatori che hanno questa mentalità, pure sicuramente devo migliorare la fase difensiva, non vi preoccupate che lo farò, o cercherò di farlo, ma niente, è stato bellissimo, un grande orgoglio essere l'allenatore della Roma, e niente di più, grazie di tutto.